E a Palermo invece i grillini rinunciano ai rimborsi elettorali delle regionali e decidono con una singolare manifestazione davanti a Palazzo d'Orléans di consegnare l'intero importo della cifra. Sbagliano però a fare i conti e non sono costretti a mettere via la gigantografia dell'assegno. Il Movimento 5 Stelle siciliano non smette di stupire e provocare. I 15 eletti neogrillini con in testa il capogruppo Giancarlo Cancelleri sono arrivati stamattina davanti a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, per consegnare alla presidenza dell'Ars una lettera spedita anche al presidente della Camera, nella quale affermano di rinunciare al rimborso per le spese elettorali, anche se precisano che non è ancora possibile determinare l'esatto ammontare dei rimborsi che dovranno essere attribuiti in Sicilia perché la legge del 1999 è stata modificata da poco. La rinuncia totale al rimborso elettorale perché diamo verso al referendum che c'è stato nel 1993 con il quale i cittadini hanno detto che non vogliono il finanziamento pubblico ai partiti. Mi sembra anche un atto dovuto a fronte del fatto che noi abbiamo speso in campagna elettorale solo 25.000 euro. Invece da questa legge sui rimborsi ritorniamo indietro ai legittimi proprietari che sono i cittadini, rifiutandoli chiaramente con un atto ufficiale e portiamo in maniera simbolica questo assegno, lo riportiamo di nuovo indietro dicendo no grazie, non lo vogliamo. A chi dice che questa è una provocazione, voi che cosa rispondete? Non è una provocazione assolutamente, la politica, questa è la dimostrazione che la politica si può fare senza soldi. Noi abbiamo chiesto dei finanziamenti ai cittadini per questa campagna elettorale e i cittadini sono stati veramente generosi. I 15 deputati hanno anche confermato che taglieranno la loro indennità di parlamentari percependo 2.500 euro netti al mese contro gli oltre 10.000 previsti per i 90 componenti di Sala d'Ercole.